C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo a centro anch'io, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Il detto di oggi è questo: a fa troppi generus, samantei vese aiusius. Ora siamo in compagnia di Giorgio. Caro Giorgio, buon pomeriggio, grazie. Di che ti occupi, possiamo saperlo? Noi siamo un po' impiccioni, lo chiediamo un po' a tutti. Libero professionista. Vabbè, insomma qualcosa di illegale, abbiamo capito. Fantastico. Ovviamente si scherza. Giorgio, tu il dialetto lo conosci? Mediamente, dai, mediamente. Hai una sufficienza, insomma. Sì, dai, non sei politico. Sei politico, attento di politico di sti tempi. A fa troppo il generus, se mantei vese aiusius. Tu sai tradurlo? Beh, questa insomma non è. A essere troppo generoso si mantengono i vizi agli oziosi, quelli che non c'hanno voglia di fare niente. E tu che dici? Pensi che sia reale, non reale? Sì, il rischio c'è, E poi, vabbè, in realtà se, come si dice, quando si fa del bene non bisognerebbe guardare a quello che poi usufruisce di questo bene, però... Conosci oziosi che magari potrebbero vivere sulle tue spalle? Ma cerco di stare attento, per cui non credo. Ora siamo in compagnia della signora Valentina Mussi. Valentina, ti posso dare del tu? Certamente. Giovanissima, giovane. Tu di che zona sei? Sei qua di Brescia? No, vengo dalla provincia di Bergamo. Aia, e qua la cosa, si scherza ovviamente. Diciamo, tra poco saremo capitali della cultura, dobbiamo rimboccarci le maniche, fingere di volersi bene, insomma. Mostrare apertura. Certo, si scherza, ma sarà sicuramente un'occasione di riscatto anche per tutte le sofferenze, insomma, passate che ancora ci toccano. Allora, cara Valentina, vabbè, insomma, dai, dialetto bergamasco, dialetto bresciano lo diciamo spesso, ci sono delle analogie, insomma. Proviamo a leggere questo. A fa troppo il generus, se mantei vese aiusius. Sai tradurlo? Direi a far troppo il generoso, quindi a essere molto altruisti, si lasciano i vizi a chi è ozioso, a chi non fa nulla. Non ha voglia di impegnarsi, insomma. Ma questo secondo te è un alibi per non aiutare davvero la gente che ha bisogno? No, sicuramente non è questa l'accezione, però indubbiamente serve anche riconoscere dove c'è l'ozio e dove c'è invece il reale bisogno. Chiudiamo la puntata in compagnia di Pierangelo. Pierangelo, ciao, ben trovato. Possiamo chiederti l'età e di cosa ti occupi? Disegnatore meccanico, età 47. Sarebbero 50, ma in televisione 50 meno 3. si fa così, no? Pierangelo, bene. Allora, tu Pierangelo sei della città, conosci il dialetto? Conosco il dialetto, sì. Lo parli, sì? Poco, veramente poco. Vabbè, almeno qualche parolaccia, voglio dire. Le parolacce tuttissime, in ordine cronologico, alfabetico, tutte. Tutto. Allora, c'è questa. A fa troppo il generus, se mantei vese aiusius, caro Pierangelo. Posso dire che non lo conosco così bene, allora, il dialetto. Vabbè, ma la traduzione, dai. No, la traduzione la farà troppo generosi, si mantengono i vizi e gli oziosi? No. Si mantengono i vizi agli oziosi. Gli oziosi, I esatto. tuoi genitori, tu sei l'ozioso. Sono l'ozioso. Che vizi ti ha mantenuto, caro Pierangelo? Il vizio che la mamma mi ha sempre viziato, sempre trovata pronta, il letto pronto, il pigiama stirato, lavato, cameretta in ordine. Io ho vissuto di rendita. Poi ti sei sposato. Poi mi sono sposato e ho detto quanto mai mi sono sposato. No, ecco, tutto bene anche il matrimonio, però i vizi della mamma mancano, quelli sì. Ebbene sì, è giusto e nobile essere generosi e altruisti con chi ne ha davvero bisogno, ma attenzione a non farlo con chi non ha voglia di fare nulla, altrimenti manterremmo soltanto i loro vizi. Grazie, appuntamento al prossimo Centro Anch'io. Arrivederci.